Questo napoletano, un signore si sveglia una mattina, prima di andare al lavoro, e va in bagno a fare pipì. Va a fare pipì, da uomo tu si ferma, capirai, noi abbiamo l'abitudine di guardare all'interno romano, è vero che sai tutti scummati. Dice, ma tu ora che mia moglie ha usato qualche prodotto, qualche detersivo, che ha fatto contrasto con l'ammoniaca, e si è chiuso a gallo tutto sta scuola, e si preoccupa un po'. Al lavoro si fa il primo 3 ore in fatica in fabbrica e va da volta in tuo bagno, fa pipina da volta e sta già scuola pure in tuo bagno. Ma tu il tuo problema sono che chiamano tutto così, pigliano la provetta, subito l'analisi, mi ci voglio ritacciare una bella notizia. Come una bella notizia? Io che fa pipì, sai che tutto scuola in tuo cesso, ma ci deve essere volgato. Se no ritacciare una bella notizia, a te non è più urina. Tu stai cacciando un champagne e ogni bottiglia si acquista a vigna sta 300 euro. Oh mamma mia, chi sta pagando sotto contento con la moglie, cara, così, ogni bottiglia sta 300 euro. Io sto pisciando un champagne, fa una cosa, ti metti sul fuoco a festeggiare, prendi la cucina e pigli un bicchiere, che mi festeggiare, fa moglie con me, un bicchiere, ehi, no, tu vivi vicino alla bottiglia. Alle 7 del mattino fanno un'escursione 3 amici per la pelle, stiamo parlando di Lione, Ciucci a Tartarù, arrivati sul posto un bel pratone, c'è loro che ci fermano, cacciano tutta roba in zainetto, bella e buona una stimma di Lione, o Ciuccio Dio, ma che stimma a fare, ma tu capite che mi ci scordato i giorni per mettere la testa. Fa una cosa, un errore che ci ha fatto sono i re della foresta, tornare da casa e va a pigliarsi il gioco subito facile. O ci fa, ma non ti preoccupare, sono l'animale più resistente del mondo. Torni a rete, va che bene. A terra la tartaruga un po' questo dice, ma ci scusate una cosa, amico, va che bene. Dice, ma tu è loco, la tartaruga lì da me, ha già tornato a fare il tocco. Per me verso te, io, 7, fanno tocco a tartaruga, tutte di mannaggia, sapevo. La tartaruga già non ha tutto se ne va. Un'ora, 2 ore, 3 ore. E 2 giorni, 4 giorni, 6 a sera, 8 a sera, 10 a sera, tutte e 2 ore, ma te la ceritta. Ma che l'hanno fatti a fare che la casa, non attaccare, io ciuccio, lasciami e merda, io sapevo. E invece spuglia a tartaruga, ciuccio c'è, si parla un po', ci va che c'è. Niente, comunque in poche parole a Napoli i tempi di guerra sappiamo i napolitani che hanno passato i tedeschi, i bombardamenti e tutto cose. Ma ovviamente c'era la difficoltà nel comprare le cose, non è come noi che dovevo al supermercato a carta che tu prima si doveva fare delle file interminabili, avevo pane, farina, cose essenziali. Ma a Bascia Scandinata sta una famiglia che si è segregata alla Bascia, paura di tedeschi che cosa, sta a Vicciarello con tutto i nipoti, ma i nipoti, la nonna, c'hanno prima bella cosa. Hanno il caramello, hanno pigliato quello, dice, ma che dunque a chi si caga sta guerra e cosa? Comunque il giorno dopo a Vicciarello fu un sacrificio, va a venire pochi figli che si dice a loro pane, la pasta, l'olio, la farina, che la mattina hanno messo a fila per i confetti, che li pagano a mia madre, dice, mamma mia, confetti a mia creatura, e cercherei, e li geriscono poco. Si mettono in da fila dei confetti, ma lo vengono dubbi, no, appena mezz'ora dice, ma ha ingarrata la fila o no? Domandano a uno come noi, no, domandano, scusate, ma che stai a fila dei confetti? Dice, no, vado combinato, ma un po' non era un po', sta sbagliato. E a fila a fianco, la va a buttare a quello, in femmine che si vanno a prostituire che tedesco. La vecchia si mette in fila che il femmine tocca essere arriva sotto il generale tedesco, il generale come aveva signora. Ma arroiato allora. Un trito mancheria da mucco, no, ma è mo zucca! Ci fotte, sì. Dai, nello scompartimento di un treno il destino vuole che si acchiappano sti tre persone anziane che nella loro vita hanno fatto la guerra 15-18 e fanno a chi mette a coppa. Parte prima sto svedese, noi svedesi avevamo flotta, noi il nave più grande da guerra, figuratevi che da poppa per andare a prua ci volevano 10 minuti a piedi. L'americano subito mette che noi americani, noi avevamo navi americane che figuratevi che da poppa
per arrivare a prova ci volevano 10 minuti, ma che bicicletta! Un napolitano, scusa per mettere in un boglio, voi sapete, però penso che noi italiani, soprattutto i cari Napoli, la nave più grande della guerra, la Triumph in Italia, figurate quando a Poppa stava la guerra, a Nanza non sapevano manco un cazzo! Buonasera. Buonasera. Grazie, prego. Dammi una sambu, però. Prego. Dammi una. Nada. No. Dammi una. Nada. No. Sono troppo triste. No, mi dà no. Basta, no, mi dà no. No. No, 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 no. Non è basta, è tanto. Ah, 50 poco. Cazzo. Però pure lo vide, E con quello che tengo nel salivere manca. Ma perché che te ne? Tengo nel 50.